La vita è un paesaggio all'alba. E il sole nascente tra i vapori potrebbe essere il titolo di metà delle sue opere. Nato il 23 aprile 1775 a Londra, nel 96 partecipò alla prima mostra con pescatori in mare, dimostrando talento nel creare, attraverso giochi di luce e chiaroscuri, i riflessi, atmosfere contrastanti. Vi è timore per i pescatori nell'incavo di un'onda, invece serenità al largo, oltre la sponda alberata, e l'arcobaleno monocolore non tranquillizza i rematori sul lago di Buttermere. Il mare di ghiaccio del Monte Bianco, dipinto a Chamonix nel 1802, spegne la luce e il movimento, ed il passo del Gottardo si riduce ad un orrido con un ponte. Tuttavia, se vi è acqua che scorre, sa trarne illuminazione. Se avesse dipinto vicino al Giordano o al Mar Rosso, la famiglia, oltre che felice, sarebbe stata lucente. In Venere e Adone, un ruscello di lino è un surrogato scivoloso anche per la dea dalle ampie cosce. Nella bufera di neve scorgiamo schizzi d'acqua e il titolo più adatto sarebbe Bufera in grotta mare. Negli angeli del sole, che un'onda anomala li travolge, e nei salotti per far movimento sposta lampade, ed il pavimento, estraniamoci dal resto, è una baietta quieta al tramonto. È chiaro dove vogliamo arrivare. Alba, tramonto, tempesta, bufera. È il mare che lo attrae e la laguna veneziana. Vediamo. Tempesta, anzi ciclone. L'occhio di questo, luminoso al centro, è l'obiettivo per chi cerca possibilità di salvezza. Se il mare si muove, ha la forza primordiale, alza, sbatte, spezza. Il timoniere avrebbe dovuto ridurre la vela, come ha fatto quello a sinistra, e poi le onde non si cavalcano, si prendono al traverso, cercando l'incavo. Se un quadro fa parlare, è da ammirare. Rocce e cielo blu. A Turner non occorre di più per dipingere emozioni, e la valorosa Téméraire avrà evitato sicuramente gli scogli per arrivare anch'essa in porto con soddisfazione. Non c'è canaletto, guidi, che probabilmente a Turner si è ispirato, che regga il confronto, perché Venezia è città sfuggente. Da qualsiasi parte si pensi di prenderla 100 città in una piccola laguna. Ci si può arrivare in treno, ma come per Napoli andarsene da tanto spettacolo è un problema. Così per noi, che ci allontaniamo malinconicamente, come se fuori piovesse.